siamo giunti alla settima corsa, categoria G sul miglio. Lo schieramento 1 Aero degli Ulivi, 2 Zoe GMG, 3 Zodiac 5 Lux, 4 Villeroy C, 5 Utrillo Spin, 6 Alcazar Griff, seconda linea, 7 Ziniamo, 8 Videale Fas, 9 Tarek, 10 Thomas Daghi, 11 Vien Rose. Favori del pronostico per Villeroy C numero 4 Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata. L'alternativa principale è Videale Fas numero 8. Macchina che comincia ad accelerare. Veloce Villeroy C, conquista la testa nei confronti di Aero degli Ulivi. Sono veloci anche Utrillo Spin e Alcazar Griff, che per il momento rimangono all'esterno. Con Utrillo Spin che cerca di sistemarsi in seconda posizione, sulla curva riesce anzi il numero 6 di Alcazar Griff che va secondo alla corda, superando Aero degli Ulivi. Intanto i 200 iniziali in 14,7 con Villeroy C che continua a condurre a buona andatura. Alcazar Griff si è accodato davanti ad Aero degli Ulivi, poi è rimasto invece al largo Utrillo Spin. Se ne vanno i 400 metri iniziali, completati in 30, 29,6 ufficiale. Continua a guidare, ora cerca di moderare l'andatura il leader, mentre all'esterno c'è la progressione di Tarek. Tarek viene via in terza ruota in mezzo alla pista e subisce l'anticipo di Aero degli Ulivi e ha un'incertezza Tarek, e così Aero degli Ulivi si porta a ridosso di Villeroy C che intanto ha completato in 1 minuto e 7 decimi il passaggio degli 800 metri. In scia c'è sempre Alcazar Griff, all'esterno Aero degli Ulivi. Poi c'è Zoe GMG, il chilometro intanto in 1.16,2. Aero degli Ulivi prova ad ingambarsi all'esterno e a dare un deciso attacco al leader. Tarek squalificato. È a 400 dalla conclusione, lo appariglia completamente. Aero degli Ulivi va su Villeroy C, impegnandolo ancora sulla curva conclusiva. I due in piena lotta a metà della piegata, poi Villeroy sembra riprendersi su Aero degli Ulivi, riguadagna una lunghezza all'ingresso addirittura d'arrivo. In corda c'è Alcazar Griff, retta d'arrivo, ultimi 150 metri di gara con Villeroy C in vantaggio, ma a centropista viene forte ancora Aero degli Ulivi e a largo di tutti è Videale Fas e i due sono in linea, Aero degli Ulivi e Videale Fas, in un arrivo strettissimo da foto micidiale. Andiamo a rivedere l'arrivo con Aero degli Ulivi che ritorna aggressivo sul battistrada. Villeroy C lo supera, deve impegnarsi per controllare il finale di Videale Fas e probabilmente è Aero degli Ulivi che si salva, mentre per il terzo Villeroy C è raggiunto da Alcazar Griff e ci sarà foto anche per il terzo posto. Intanto arrivo strettissimo sia per la vittoria che per il terzo. Aspettiamo l'ordine d'arrivo ufficiale. Intanto l'appuntamento con le corse al Savio è per martedì prossimo.